Sul fronte marittimo l'estate 2018, almeno nella sua prima parte, si è caratterizzata per repentini cambiamenti meteorologici, un fattore non secondario per l'ufficio circondariale marittimo di Santa Margherita Ligure, che in diverse occasioni è stato chiamato in causa da diportisti in difficoltà. Abbiamo già fatto diversi interventi e la cosa che stiamo notando, come avrete potuto apprezzare anche voi, è che il tempo è piuttosto instabile, per cui ci ritroviamo in situazioni nelle quali abbiamo una giornata di sole che poi improvvisamente cambia e subentra il cattivo tempo. Questo ovviamente è un fattore di complicazione in più, perché il diportista che magari non ha curato con attenzione anche la visualizzazione del bollettino meteo si ritrova magari a dover gestire una situazione di mare che non era preventivata, non era prevista, e quindi potrebbe avere qualche difficoltà. Questo comporta quindi la necessità da parte nostra di essere ancora più attenti e quindi essere pronti ad intervenire nel momento in cui si verifichi una situazione di emergenza. Per una navigazione tranquilla, un adempimento a cui sono tenuti i proprietari dei mezzi per la navigazione è il cosiddetto bollino blu. Il contrassegno, che deve essere esposto in maniera visibile sulla propria imbarcazione, consente ai diportisti di ovviare ai cosiddetti controlli di routine. La barca che espone questo simbolo viene ritenuta in regola anche nelle verifiche successive. Viene compilata una scheda di controllo che rimane agli atti e il bollino blu viene materialmente affisso in una parte ben visibile dell'unità, in maniera tale che alla successiva navigazione il diportista avrà la serenità che, qualora non commetta infrazioni e si trovi a navigare regolarmente, non verrà nuovamente sottoposto a controllo. Quest'anno abbiamo una novità sul bollino blu, nel senso che mentre dal 2013 fino all'anno scorso veniva disciplinato con una direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da quest'anno invece è stato inserito a pieno titolo nel codice della nautica da diporto, quindi ha assunto una rilevanza maggiore perché è stato disciplinato con una norma di rango nazionale.